Prova a nuotare all'aria di chissà che il mondo mente. Vorrei darle di più di quel che posso dare, farle sentire più di quel che sente. Gli incontri nelle scuole sono importanti proprio per raccontare la storia di Giordana, perché danno dei segnali importanti alla prevenzione. Devo dire che l'incontro qui è stato veramente formativo, ma soprattutto l'attenzione dei ragazzi e l'empatia è stata talmente forte che a volte mi stupisco del risultato. Ci vuole sicuramente questi incontri proprio per sensibilizzare tutti. Ho voluto veramente fare questo evento con tutto il cuore e con il contributo di tutti gli alunni, perché crediamo in questo evento. Abbiamo letto insieme alla classe un libro scritto da una avvocatessa e dove ci sono storie vere. Da questo libro è nato questo incontro. Abbiamo parlato di Vera, di Giordana e i ragazzi col cuore si sono uniti e hanno collaborato nel fare scene, nel fare teatro, nel fare balletti. È stato un evento molto ma molto toccante, ma la cosa più bella, e lo dico veramente con tanto entusiasmo, che questo incontro è servito a quello che volevamo. Abbiamo visto gli alunni partecipi fare domande, intervenire, l'incontro ha avuto come finalità ultima proprio quella di cambiare gli stereotipi, farli cambiare il modo di ragionare, di pensare, quindi che l'amore non è violenza, l'amore è gioia, l'amore è dare e l'amore è soprattutto avere il coraggio e la forza di parlare e di denunciare.